Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Rissa in strada a Catania per un fidanzatino conteso. Una donna dà fuoco ad una giovane che rimane sfregiata e ustionata nel 20% del corpo, ma la vittima non era l'obiettivo dell'aggressione. La lite per la contesa amorosa era partita da un infuocato scambio di messaggi sfociato quasi in tragedia. Getta benzina addosso a un uomo e appicca il fuoco. Incastrato dalle immagini delle telecamere, viene arrestato dalla polizia a Ragusa. La vittima era un operaio intervenuto per proteggere il titolare di una ditta a cui l'aggressore chiedeva dei soldi. Stupro di gruppo, chiesti 12 anni per i 6 imputati. Un settimo accusato, all'epoca dei fatti minorenne, è già stato condannato a 8 anni e 8 mesi. Sentenza prevista per metà mese. Il legale della vittima, nessuno ha chiesto scusa. Il G7 Agricoltura di Siracusa. Si sono riuniti oggi i ministri dei 7 paesi interessati. Non erano soli, con loro anche gli studenti del G7 giovani e i rappresentanti dei paesi africani. Crisi idrica a Enna, rubinetti a secco da martedì, cittadini esasperati. Senza acqua pure bar, ristoranti, lavanderie. Situazione insostenibile anche a Caltanissetta, ancora proteste in piazza sotto il comune. Al via il Catania Book Festival, 3 giorni di incontri con autori, autrici, editori, artisti e grandi interpreti della letteratura e della cultura contemporanea. 5-0 per gli azzurri e il rosanero fuori dalla Coppa Italia. In Serie C, dopo aver raccolto 2 punti nelle ultime 3 partite, il Catania prepara la sfida con il Monopoli, ieri vittorioso e adesso capolista del torneo. Bentrovati, in apertura andiamo a Catania, sfregiata e bruciata per un fidanzato conteso, ma l'aggressore sbaglia bersaglio e cosparge di benzina, dandole fuoco una familiare della ragazzina che invece era al centro della questione amorosa. La ragazza ha ustioni sul 20% del corpo. Desiree Ferlito. Forse una questione amorosa dietro la brutale aggressione di una donna su una ragazza di 26 anni, finita nel reparto grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Secondo quanto emerso dalle prime indagini della squadra mobile, tutto sarebbe nato da dissapori tra 2 ragazzine che iniziano a litigare scambiandosi messaggi sul cellulare. Gli animi si accendono e finiscono per coinvolgere i familiari delle 2 teenagers, una residente in un quartiere periferico del capoluogo etneo e l'altra nel centro storico. Sembrerebbe che le familiari delle minorenne si siano date appuntamento sotto casa di una delle 2 in via Capuana, all'angolo con via Ventimiglia, per un chiarimento. Ma all'improvviso volano insulti fino alla violenta rissa. Al culmine del litigio una donna getta del liquido infiammabile e appicca il fuoco, ferendo la 26enne che ha riportato ustioni sul 20% del corpo, sul volto, collo, braccia e torace. Si trova ricoverata in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. In realtà non sarebbe stata lei a dover essere punita, ma una familiare. A lanciare l'allarme un passante che avrebbe assistito all'aggressione. La procura ha aperto un'inchiesta e sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto, anche per accertare le precise responsabilità e l'eventuale premeditazione. Una tragedia simile a Marina di Acate nel Ragusano. Non ottiene i soldi richiesti, getta del liquido infiammabile che finisce addosso al collega che tentava di separarli e gli dà fuoco in prognosi riservata. La vittima ci racconta tutto Veronica Barbarino. Getta del liquido infiammabile addosso a un uomo e appicca il fuoco. Incastrato dalle immagini delle telecamere, viene arrestato dalla polizia e condotto in carcere a Ragusa. La tragedia si è consumata nella zona di Marina di Acate, in contrada Macconi, in un'azienda per la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli. Un uomo di 52 anni, pregiudicato e attualmente affidato in prova ai servizi sociali nella zona di Gela, si è presentato in azienda per esigere dei soldi dal titolare. Non ottenuti, è andato via invendo violentemente. Tornato poco dopo con 2 bottiglie di liquido infiammabile in mano, voleva appiccare il fuoco all'interno dell'azienda, ma un operaio 35enne lo ha affrontato per cercare di impedirglielo. Alla fine la benzina è stata gettata sul corpo del ragazzo, il quale è stato soccorso e trasportato in ospedale a Catania. Ricoverato al centro grandi ustioni del Cannizzaro, ha riportato ustioni di 2° e 3° grado. Gli agenti del commissariato di Vittoria, diretti dal vicequestore Giovanni Arcidiacono, gli stessi che hanno arrestato il colpevole della strage familiare a Vittoria in cui persero la vita madre e figlia tunisini, lo hanno intercettato mentre cercava di fuggire e lo hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio.
Stupro di gruppo al Foro Italico. La procura chiede condanne fino a 12 anni a testa per i 6 giovani imputati, una pena minore sollecitata per l'altro giovane sotto processo. Il legale della vittima, nessuno ha chiesto scusa. Marco Gulla. La richiesta di pena è pesante. Secondo la procura di Palermo, i 6 imputati sono tutti colpevoli dello stupro di gruppo subito da una ragazza di 19 anni nel cantiere abbandonato del Foro Italico. Queste le richieste di condanna avanzate dal procuratore aggiunto Laura Vaccaro e dai sostituti Mario Calabrese e Monica Guzzarti, 12 anni ciascuno per Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Cristian Barone ed Elio Arnao, 10 anni e 8 mesi per Samuele Lagrassa. Quest'ultimo non avrebbe partecipato materialmente agli abusi sessuali, pur avendo, secondo l'accusa, pienamente condiviso il progetto criminale del gruppo, ed è per questo che la richiesta di pena nei suoi confronti è inferiore a quella degli altri. Un settimo imputato, Riccardo Parinello, è stato condannato separatamente in primo grado a 8 anni e 8 mesi con l'abbreviato dal Tribunale per i minorenni. Ha compiuto 18 anni dopo i fatti dell'estate 2023. Nel corso dell'esame i 6 hanno tenuto una linea difensiva comune. La 19enne era consenziente. Sarebbe stata lei, nell'estate dell'anno scorso, dopo averli incontrati alla Vucceria, a convincerli a spostarsi nel cantiere abbandonato. La parola passa ora alla parte civile e poi alle difese. Oggi è la prima giornata di lavoro ufficiale del G7 Agricoltura. Al Castello Magnace, a Siracusa, si sono riuniti i ministri dei 7 paesi, ma anche gli studenti del G7 Giovani e i rappresentanti dei paesi africani. Per noi c'era Lorena Dolci. Eccoli tutti in posa per la foto di famiglia, una famiglia allargata, con i ministri dei 7 paesi occidentali e accanto a loro i colleghi africani e gli studenti del G7 Giovani. Ad accogliere le delegazioni stamattina al Castello Magnace il padrone di casa Francesco Lollobrigida, che ha offerto granita al limone e brioche, colazione tipica siciliana in linea con le temperature torride di questi giorni. Poi subito al lavoro nella sala ogivale dedicata a Federico II a porte chiuse. Sul tavolo il documento presentato dalla delegazione di giovani e studenti. Abbiamo avuto un'impressione molto positiva, ci sono stati i ministri che ci hanno posto domande, che abbiamo visto che hanno fatto foto alle nostre slide, che ci hanno chiesto i nostri documenti e che hanno mostrato un vero interesse per quello che abbiamo detto. Ottimismo condiviso anche dalla giovane mamma austriaca che ha partecipato ai lavori insieme al suo bimbo di pochi mesi. Per cambiare il futuro devi essere un po' ottimista, ci dice. Ci aspettano molte sfide, tra cui i cambiamenti climatici, ma ho fiducia. Nel pomeriggio la sessione è dedicata alla cooperazione con i paesi africani con vari incontri bilaterali. Massimo impegno in questa direzione con l'obiettivo Fame Zero è stato espresso in apertura dal ministro Lollobrigida, citando il piano Mattei messo a punto dal governo per coordinare tutti i progetti. Gli sforzi dei paesi membri saranno poi tesi a rendere l'agricoltura e i sistemi alimentari più sostenibili e resilienti, considerando i principali fattori di insicurezza alimentare. Settori chiave: scienza e innovazione, i cambiamenti climatici, le giovani generazioni, la pesca sostenibile e l'acquacoltura. A margine il commissario europeo per l'agricoltura Janusz Wojciechowski ha chiesto un budget più forte e un'agricoltura più rispettosa del clima e dell'ambiente. Sentiamo adesso un primo bilancio del ministro dell'agricoltura Lollobrigida al microfono di Francesco Loi. Quindi questo G7 come sta andando? Un primo bilancio? Dal punto di vista dell'Expo siamo credo oltre le 200.000 persone che l'hanno visitato, un record straordinario, sia dal punto di vista del ritorno immediato sia di quello di prospettiva, perché la ricaduta di questo evento in termini economici sarà dirompente in favore fortunatamente di una regione straordinaria come la Sicilia, oltre che di una città straordinaria come Siracusa. E poi anche sul mondo imprenditoriale che si è confrontato, ha condiviso in più di 150 convegni idee, proposte, innovazione. Insieme possiamo sviluppare un'economia più equa e più giusta. Questo è stato il tema che con i paesi africani abbiamo trattato e poi abbiamo continuato a trattare all'interno del G7, ma anche, questo mi riempie di gioia, aver avuto la possibilità di confrontarci con i G7 giovani. Rimaniamo al G7 di Siracusa perché c'è stata una manifestazione degli agricoltori ad Ortigia. In Sicilia infatti è iniziata la raccolta delle olive anticipata a causa delle alte temperature e la siccità ha fatto crollare la produzione del 32%. Sentiamo sempre Aloi.
La siccità continua a far pagare un caro prezzo. Ad essere colpita è anche la produzione di olio, che quest'anno crolla del 32%. Almeno queste sono le stime di Coldiretti, una pro Leismea. La produzione olivicola possa essere fatta in asciutta come ormai 20 anni fa, ormai è da escludere. L'acqua è un elemento fondamentale che garantisce non solo la salubrità della pianta, ma stabilità nella produzione. E se al sud produrre olio diventa più complicato, con i costi finali in lievitazione, al nord il dato è opposto. Si registra un più 75%. Oggi abbiamo presentato le stime produttive. Per l'Italia non sarà un anno eccezionale da un punto di vista produttivo, ma può essere un anno eccezionale da un punto di vista di mercato. La Sicilia come sempre fa da apripista alla stagione di raccolta delle olive. Quest'anno l'anticipo è di 20 giorni. Nei campi gli olivicoltori sono già al lavoro. L'olio siciliano, diciamo che chiaramente nei vari concorsi è sempre dimostrato, si può fare la differenza, soprattutto in un momento dove la grande distribuzione ha la voglia di comprimere i prezzi. E mentre i grandi della terra sono in riunione al Castello Maniace, all'ingresso di Ortigia c'è anche una manifestazione, una bara per le aziende italiane che stanno chiudendo ed un sanitario con i prodotti di importazione. Loro hanno protestato così. Voi oggi state manifestando con uno slogan: fuori dal G7, perché? Ma fuori dal G7 perché? Perché al G7 si parla di business e di importazione. Noi siamo qua per difendere il Made in Italy. E i lavoratori, gli agricoltori, i pescatori, diciamo, della nostra amata terra, dell'Italia. I rubinetti sono a secco da martedì, cittadini esasperati e armati di bidoni, senza acqua anche bar, ristoranti, lavanderie. Sentiamo Tonino De Mana. Una volta in questo luogo si venivano a lavare panni, adesso nel 2024, quasi il 25, qui a Enna vediamo a riempire l'acqua con fusti, bidoni e quant'altro. In questo lavatoio di Enna il tempo sembra essersi fermato. A differenza delle abitazioni, qui l'acqua scorre e non è mai mancata. Manca invece e da giorni nelle case, nei negozi, nei bar e nei ristoranti, costringendo cittadini ed esercenti a continui viaggi per rifornirsi d'acqua. Armati di bidoni e santa pazienza li incontriamo in Piazza Europa, dove è stata dislocata un'autobotte del Corpo Forestale, capacità 4.000 litri. 20, 25, 20, 25, totale? 105. 105 litri, sì. Serviranno per garantirsi l'acqua per quanto tempo? Un giorno. Ad Enna Alta, dove l'acqua non arriva da martedì, la tensione è palpabile. È difficilissimo perché non tanto tenere i servizi chiusi, perché si fanno anche brutte figure con i clienti e duole il cuore mandare i clienti e dirgli che non si può dare un servizio. Sono ansiosa, sono nervosa, ho una lavanderia, non posso più lavorare, se continuiamo così posso chiudere. L'acqua manca da 6 giorni, oggi sta arrivando fino a fine. Io ho un ristorante, ma viene molto difficile a lavorare perché rischiamo di chiudere. La siccità ha svuotato l'Ancipa, ma la crisi idrica ha radici profonde. Adesso si sta provvedendo a scavare nuovi pozzi, ma sono infrastrutture che già c'erano e che colpevolmente sono state abbandonate, quindi non se ne è curata la manutenzione. E le autobotti chiaramente devono essere incrementate nel tempo in cui entreranno in funzione queste nuove fonti alternative di captazione. Non le manda a dire l'avvocato Cortese, che ha presentato un esposto per interruzione di pubblico servizio. Abbiamo presentato un esposto alla magistratura perché riteniamo che i poteri della procura siano più ampi e possano scandagliare a 360 gradi sia ad Enna che altrove. Intanto i carabinieri hanno fatto visita alla società che gestisce il servizio idrico Acquaenna, acquisendo alcuni documenti. Non solo Enna, tutta la Sicilia centrale soffre della crisi idrica più che altrove. A Caltanissetta la situazione è insostenibile, i cittadini sono stati in piazza sotto il comune per diverse ore. L'ex sindaco Gambino attacca frontalmente il ministro Musumeci e il presidente Schifani. Vediamo.
Caltanissetta è allo stremo. Esistono aree della città dove l'acqua arriva ogni 7 o addirittura 10 giorni, ma c'è anche una porzione di territorio dove l'acqua non arriva affatto. Per questo è stata inscenata sotto il comune di Nisseno una protesta. L'ex sindaco Roberto Gambino non ci sta e attacca la regione prendendosela prima di tutto con l'ex presidente e attuale ministro Nello Musumeci. Musumeci dice delle falsità. Lui per 5 anni ha fatto il presidente della regione, dice di aver fatto progettare la diga Blufi, ma lo studio di fattibilità è in corso in questo momento, quindi evidentemente siamo un po' indietro, per cui noi protestiamo perché soprattutto sul sistema Blufi. Il sistema Blufi è un sistema che ha un potabilizzatore, un acquedotto che arriva fino a Caltanissetta ma non ha la diga. Dov'è la diga? In piazza ci sono i cittadini, ma alla protesta si è unito anche il parroco, padre Pietro Riggi. Una scelta che dice chiaramente qual è la situazione e il disagio diffuso. La protesta è partita dalle mamme e allora qua l'esigenza è di avere l'acqua nei rubinetti. Io tempo fa andai in una trasmissione e raccontai che c'era l'acqua a giorni alterni, adesso l'abbiamo ogni 7-8 giorni. Ci sono zone di Caltanissetta in cui manca da più di 100 giorni. Sulla crisi c'è un consiglio comunale aperto ai cittadini riunito per raccogliere le proteste e le tante storie di disagio non più sostenibile. L'ex sindaco Gambino non risparmia neanche l'attuale governo della regione. Noi abbiamo un consiglio comunale aperto dove abbiamo invitato il presidente della regione e l'assessore Di Mauro e non si sono degnati della loro presenza. Una battaglia però che vedrà in prima linea anche l'attuale sindaco Walter Tesauro, che si dice pronto ad ogni azione necessaria. È una lotta che faremo assieme e anche chiederemo alla regione siciliana, allo Stato, di essere presenti e essere molto vicini per questo problema che veramente attanaglia la nostra città di Caltanissetta, e sono con i cittadini e per i cittadini. È ormai chiaro che la situazione in tutta la Sicilia centrale non è più sostenibile. Leonardo Lapiana è il nuovo segretario generale della CISL Sicilia, prende il posto di Sebastiano Cappuccio. Il leader nazionale sbarra: la crescita del Mezzogiorno è interesse nazionale, ci sono segnali da questo punto di vista importanti e incoraggianti. Missione in Zambia dei medici del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, una trentina gli interventi previsti su piccoli pazienti. Sentiamo Triolo. Il grande cuore dei medici del centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo di Taormina arriva in Zambia. L'equipe diretta dal primario Sasha Gati, con medici ed infermieri, si trova da qualche giorno nel paese africano dove sta effettuando interventi di cardiochirurgia pediatrica presso il National Hospital Heart della capitale Lusaka. In mattinata la delegazione del CCPM di Taormina è stata accolta dall'ambasciatore d'Italia in Zambia e Malawi, Enrico De Agostini, che ha sottolineato il grande cuore dell'Italia. È molto bello, questa iniziativa di volontariato è molto bella ed è il migliore biglietto da visita anche per l'Italia in Zambia. La missione è stata fortemente voluta dal Ministero della Salute dello Zambia, diretto dal ministro Elijah Muchima, e nasce dalla collaborazione con la Onlus israeliana Save a Child's Heart, con sede a Tel Aviv, l'associazione che da anni garantisce la formazione al personale sanitario zambiano attraverso la Congenital Heart Academy. Una trentina gli interventi di chirurgia previsti sui piccoli pazienti e per la prima volta in Zambia verranno effettuate anche procedure di correzione di cardiopatia congenita. L'obiettivo della missione è quello di operare almeno 30 pazienti e di screenarne almeno 50. Questo perché siamo pronti per ritornare qui a Lusaka e continuare la nostra missione, che si occupa sia di educazione del personale sanitario che naturalmente delle operazioni al cuore dei piccoli pazienti. L'equipe italiana resterà in Africa per una settimana e la missione è supportata anche da 5 medici provenienti dalla vicina Tanzania, personale formato in Israele. Al via la quinta edizione del Catania Book Festival. Abbiamo sentito oggi a Buongiorno Sicilia l'ideatore della manifestazione, Simone De Pieri. I dati però ci raccontano un'altra storia, cioè che i giovani, soprattutto gli under 25, leggono tantissimo, leggono molto più degli adulti, leggono molto più dei loro coetanei di un paio di generazioni fa, quindi è un trend in crescita quello del libro come strumento editoriale, come mezzo editoriale. E poi ci sono le storie che raccontano i libri, gli orizzonti che aprono i libri, quindi insomma lo strumento di diffusione della cultura per eccellenza è il libro, lo sappiamo, e siamo riusciti a far attecchire il seme
di questo Catania Book Festival. Oggi, dopo 5 edizioni, possiamo dire che sicuramente abbiamo fatto un percorso che ovviamente non è finito, c'è tantissimo da raccontare, ogni anno il festival è soltanto uno, quindi cerchiamo di mettere insieme tutto. Adesso siamo un po' più grandicelli rispetto a quando abbiamo iniziato e siamo sicuri che questa scommessa, di aver fatto una bella scommessa, la città ci sta accogliendo bene, ci ha accolto bene, siamo cresciuti tutti quanti qui, siamo nati qui, abbiamo studiato qui, quindi portare in questa città così bella un festival così è sicuramente uno dei nostri piccoli traguardi anche personali, diciamoci la verità. In bocca al lupo allora per questi 3 giorni di incontri, masterclass. Adesso andiamo in pubblicità, tra poco lo sport. Torniamo in studio con il calcio, Palermo fuori dalla Coppa Italia, rosanero sconfitti 5-0 dal Napoli. Gli errori di Sirigu regalano il vantaggio alla formazione di Conte che poi dilaga. Marco Gullà. Che al 58esimo vede il Palermo perdere Vasic per espulsione diretta, Napoli che continua ad attaccare e si diverte, Ceccaroni ci mette del suo. Dalla Coppa Italia così, giocare tutto il secondo tempo in 10, fortunatamente lo abbiamo finito senza problemi fisici, perché non era scontato, i ragazzi hanno dato tutto, purtroppo negli episodi non siamo stati fortunati perché siamo andati in doppio svantaggio magari con qualche situazione un po' che ci ha penalizzata, al tempo stesso magari in campo negli episodi non siamo stati neanche nelle scelte arbitrali magari tanto fortunati, però dobbiamo accettarlo. In campionato rosanero che torneranno in campo lunedì a Bolzano contro il Sud Tirol. Senza vittoria da 3 turni, il Catania prepara il riscatto contro il Monopoli, neocapolista. Uomini contati a metà campo per Toscano, che in attacco potrebbe affidarsi a Montalto dal primo minuto. Francesco Triolo. La lista si allunga ed è uno di quegli elenchi che gli allenatori odiano, quello degli infortunati, perché alla già nutrita schiera di indisponibili composta da Beders, Gherardi, De Rossi, Di Tacchi e Popovic si è aggiunto anche Sturaro. La diagnosi non è ancora arrivata, sono in corso gli esami strumentali, ma già mercoledì notte Toscano si era detto preoccupato. Va a farsi benedire quindi quella coppia di centrocampo con Di Tacchio che rappresenta un lusso per la categoria. Assenze che complicano una situazione già di per sé non facile e che arrivano alla vigilia del secondo impegno consecutivo fra le mura del Massimino. Domenica sera infatti sarà sfida a quella che oggi è la capolista del girone, il Monopoli, che sta sorprendendo tutti e ieri ha battuto il Benevento scavalcandolo. Vincere significherebbe dare soprattutto un messaggio al campionato. Chi ha lanciato il suo di messaggio è stato il Trapani. La vittoria di Potenza ha fatto rumore soprattutto per l'entità del risultato, anche se adesso la squadra di Aronica deve dare continuità di risultati e la partita di domenica al Provinciale contro la Turris può essere l'occasione giusta. Una gara sulla carta in salita è quella del Messina, che andrà a giocare a Picerno contro la seconda forza del campionato, uscita indenne dalla trasferta contro la Juventus Next Gen. Il pari di Latina però ha dato fiducia ai giallorossi, adesso occorre alimentarla. Difficile recuperare Salvo, per lui diverse fratture al naso dopo lo scontro che lo ha costretto ad uscire contro il Latina. Bene, per stasera è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia, vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.